appena è buio metto l'allarme e non vengo più fuori. Non è possibile vivere così. La signora Elena abita in via Lorenzoni, in borgo Larigo, che si trova tra Serravalle e San Lorenzo a Vittorio Veneto. La sua abitazione è stata svaligiata dai ladri nel corso del fine settimana, un'esperienza preceduta da alcune incursioni nella sua proprietà proprio per studiare nei dettagli il blitz. Le prime avvisaglie mercoledì, quando la donna ha notato dentro la sua proprietà un pesante tavolo spostato. Un dettaglio che la padrona di casa non ha sottovalutato e che ha segnalato ai carabinieri, andandoci di persona. Io quella notte sono sempre stata allerta perché ho detto qua qualcuno è entrato perché io non l'ho spostato. A sparire alcuni monili, ma soprattutto la serenità. Sono venuti su da là e poi sono saliti qua. Hanno preso su il cassetto del comodino completo, forse le serviva come da tipo borsa, perché dentro erano tutti gli astucci, erano orologi, erano una macchinetta fotografica, un portafoglio. Ho un'ansia dentro, una cosa che no, non si può vivere così. Si lavora una vita, si fa sacrificio, si fa un sacco di rinunce. Se venivano dentro in 3, non so se a st'ora ero qua a raccontare. Ad essere preso di mira la scorsa settimana è stato anche il bar che si trova di fronte al municipio di Vittorio Veneto, a sparire qualche centinaia di euro. Hanno portato via il fondo cassa e il fondo delle mance dei dipendenti, che era abbastanza cospicuo. A fare arrabbiare, spiega il proprietario, il fatto che i banditi possano compiere vere e proprie scorribande senza che nessuno se ne accorga. Persone che possono girare indisturbate tutta la notte tranquillamente, andando in diversi negozi eccetera eccetera eccetera, assicurazione indisturbate senza che nessuno possa vedere.